Buongiorno a tutti, un argomento oggi tanto gradito alle signore, ma non solo alle signore. Parliamo di filigrana, con la quale si possono realizzare tantissimi e bellissimi oggetti e tanto altro. Ne parliamo con Davide Oddone. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tu sei il proprietario di un laboratorio che è situato a Campo Ligure, in provincia di Genova, ed è Campo Ligure il centro nazionale di produzione di filigrana in oro e argento, giusto? Bravissimo, bravissimo, tutto giusto. Eh sì, Allora, è una tradizione, insomma, che va avanti più da 100 anni. Qui a Campoligure è una cosa particolare perché, come sai, è un paesino piccino, 3.000 abitanti, però su questo settore della filigrana siamo proprio a livello nazionale il centro più importante. Fino dagli anni 60 c'erano più di 30 laboratori in paese e questo ha fatto sì che Campoligure diventasse un po' la capitale della filigrana. che meraviglia. Parliamo subito un po' di storia. A quando risale la lavorazione della filigrana come uso ornamentale? Ah sì, guarda, la filigrana ha un'origine molto, molto antica, no? Perché comunque si è già trovata con degli scavi nell'antica Mesopotamia, o addirittura i Fenici, sembra che la trafficassero in tutto il Mediterraneo. Eh, il periodo di massimo splendore l'ha avuto nel periodo barocco, dove però era legata più a una produzione di stampo religioso, e Oh, anche perché era, insomma, solo alcuni, solo i nobili se la potevano permettere, o comunque il clero. Invece nell'Ottocento diciamo che è quando proprio c'è stato il boom anche per la popolazione, quindi il periodo forse di maggiore produzione, specialmente io intendo anche per quello che riguarda l'Italia, poi in particolar certo. modo Genova, perché poi uno dei centri maggiori era proprio Genova, che nell'Ottocento aveva davvero tante fabbriche, perché poi una volta, adesso uno vede il laboratorio piccolino, ma una volta erano proprio catene di montaggio, fabbriche sullo stile ottocentesco, quindi con tanti operai, si parla anche di 50 operai per volta che producevano grosse, grosse quantità di oggetti. E quindi nell'Ottocento a Genova c'è stato questo boom, e invece a Campoligure la cosa è stata ancora più particolare perché a fine Ottocento, in seguito a un'epidemia di colera scoppiata a Genova, come vedi queste pandemie a giro A arrivavano volte si sempre, ripropongono. anche lì stavolta era il colera e un artigiano che lavorava in una fabbrica di Genova per scappare da questa epidemia è tornato al suo paese natale che il caso ha voluto fosse Campoligure. Quindi da lì ha aperto il primo laboratorio nel 1884. E da lì poi, insomma, è stato proprio un boom che ancora adesso, insomma, teniamo vivo. E da lì arriviamo invece alla tua famiglia, perché tu provieni da una tradizione di filogranisti, giusto? Da chi è nata? Da chi è Esatto. iniziata questa Ah sì, passione? perché poi la cosa proprio anche particolare è che qua a Campoligure non c'è mai stata una scuola. Quindi in realtà ogni laboratorio di filigrana segue una tradizione familiare. Ok, si Nella mia tramandano famiglia le... il primo è stato il bisnonno. Nel Oh, 1914 Domenico Bongera ha aperto questo laboratorio e poi perché si è arrivati a così tanti laboratori? Perché una volta magari le famiglie erano anche un po' più numerose. E quindi, ad esempio, il caso della mia famiglia, due dei figli si sono messi in proprio. Quindi da un laboratorio iniziale ne sono nati due. Dalla parte di mia nonna Mansueta, poi ha insegnato a mia mamma Miria ed eccomi qua, che sono la quarta generazione. E quindi esatto. sì, A te che cosa, cos'è che ti ha spinto a portare avanti questa tradizione? diciamo che uno ci nasce un po' dentro, no? Poi alla fine è Ok. abituato sempre a vedere la mamma, la nonna, insomma il laboratorio lo respira già da piccolino, perché poi ti sembra un gioco, no? Io vedo anche adesso con due figli piccoli, quando li porto in laboratorio e viene proprio da mettere le mani un po' dappertutto, da provare, toccare questi strumenti, queste pinzette, questi anche gioiellini, la bambina specialmente provarsi le collane. È bello, uno insomma si appassiona quasi naturalmente perché poi ci nasci dentro e poi ti viene la curiosità di dire fammi un po' provare. E poi è un lavoro che dà soddisfazione perché vabbè, all'inizio non è facilissimo imparare perché insomma ci vuole un po' di manualità, però poi vedi che migliori giorno dopo giorno, no? Perché più ne fai, come tutte le cose, più diventi bravo. E ti vedi crescere l'oggetto proprio tra le mani, perché si parte dal filo e poi piano piano, quando fai magari il primo oggetto, insomma, dici, beh, vedi che dà soddisfazione, ma ancora adesso, quando magari mi chiedono un oggetto su disegno, una cosa particolare che non avevo mai fatto,
Allora bisogna anche un po' ingegnarsi per farlo la prima volta. Insomma, all'inizio magari ci studi un po', fai 2 prove, dici: "Mah, non so se", poi invece quando vedi che viene bene, insomma è sempre una bella emozione. Devo dire che effettivamente è appassionante. Io sono stata una volta nel tuo laboratorio, poi metteremo il link anche del video per far vedere tutte le varie fasi di lavorazione, che è interessantissimo proprio da guardare. Ci sono stata una volta ed è immediata la curiosità e anche la passione che ti viene nel vedere proprio le fasi della lavorazione, nel vedere Io l'oggetto devo che dire, nasce. io ci tengo proprio anche, come sai, a tenere il laboratorio a vista, tra virgolette, no? Un po' come Sì, quei ristoranti che hanno la cucina che uno certo. vede il chef al lavoro, no? Perché secondo me se il cliente capisce tutto il lavoro che c'è dietro, poi apprezza molto di più anche l'oggetto finito. Il bello di questi oggetti è proprio il fatto che siano completamente fatti a mano e tanti, magari anche stranieri, non la conoscono bene, non si immaginano mai più che ogni singolo ricciolino invece comporta insomma tanto lavoro. E quindi mi fa piacere che uno possa anche vedere tutte le varie fasi quando viene in laboratorio. Senti, a proposito di oggetti, come nasce un oggetto? Da che cosa nasce? Un'idea, un desiderio, un... Beh sì, diciamo che noi qua abbiamo degli oggetti che fanno parte un po' della nostra tradizione, la classica farfalla, l'orchidea, la stalla alpina o tutto il filone degli oggetti religiosi. Quelli lì sono oggetti davvero che faceva ancora mia nonna e che comunque piacciono sempre e continuiamo a fare. Poi però il bello di questo lavoro è proprio la creatività, è una tecnica che permette di fare veramente un ventaglio molto ampio di oggetti, dai soprammobili più grandi anche all'anellino, all'orecchino anche piccolino. E quindi il bello è quello lì, di andare un po' dietro a quella che è la moda o Mhm. comunque inventarsi anche qualche disegno. Insomma, si parte proprio dal disegno, si studia un pochino il modello e poi per prima cosa si fa la scafatura col filo d'argento un po' più spesso, un pochino più forte e poi si riempie con i ricciolini invece che vengono fatti col filo granato, che è quello proprio più sottile che dà il nome al lavoro della filigrana, si salda sotto il fuoco e poi si rifinisce. Insomma, sono un po' alla veloce le 4 fasi del lavoro che valgono per tutti gli oggetti, dal più grande al più piccolino. E quindi sì, si parte sempre così comunque, da un disegno, da un'idea, dalla creatività o se no da un'idea del cliente. Allora, l'oggetto della tradizione che va più di tutti è invece uno degli oggetti che ti è stato più richiesto negli ultimi tempi. Della tradizione devo dire che poi alla fine sì, le farfalle, i Farfalla. ciondoli o le stelle alpine sono comunque oggetti che poi gli piacciono sempre, continuiamo a farne. Io negli ultimi anni sicuramente gli oggetti che ho venduto meglio sono gli orecchini, perché la filigrana si presta anche proprio per un discorso di leggerezza, quindi anche Eh sì, modelli di orecchini molto grandi in non realtà. appesantiscono e fanno figura, insomma. E quindi sicuramente poi lì a me piace anche farne tanti modelli diversi, uno diverso dall'altro, proprio per far capire anche che sono fatti a mano e non in serie. Quindi mi riesce anche un po' difficile dirti qual è l'oggetto singolo, perché li cambio, ne faccio tanti, anzi, delle volte paradossalmente magari faccio un modello nuovo, poi magari lo vendo subito, poi però magari nel frattempo devo fare altre cose, mi dimentico di rifarlo, insomma, è sempre un continuo inseguire, perché insomma poi il laboratorio è piccolino, quindi le richieste sono tante per fortuna e quindi no, insomma faccio tante cose diverse, però gli orecchini sicuramente sono quelli che vanno per la maggiore. Invece c'è un disciplinare che voi avete contemplato e che vi ha fatto ottenere un marchio molto 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 importante a livello nazionale, giusto? Giusto, giusto. È stata un'idea della Regione Liguria e devo dire che insomma, a noi ci fa molto piacere anche con le associazioni di categoria, con Partigianato CNA, che ci hanno tutelato, perché poi il problema un po' dell'artigianato e del Made in Italy in generale è avere una concorrenza comunque straniera di prodotti magari di bassa qualità e basso costo. E quindi questo marchio che si chiama Artigiani Liguria è proprio quello che garantisce l'autenticità del prodotto fatto a mano in Italia e nel territorio ligure. Quindi l'hanno fatto per la filigrana di Campo Ligure, ma anche per l'ardesia della Val Fontana Buona, piuttosto che la ceramica d'Albisola o le sedie di Chiavari. Insomma, la Liguria fortunatamente è anche una terra ricca di artigianato e devo dire che per noi è stato importante, anche perché
non hanno solo fatto il marchio fino a se stesso, che finisce lì, uno ha il marchio di qualità, ma ci sono, insomma, Prodigati. cioè, tanti eventi, no? Tante belle rassegne dove chiamano tutti gli artigiani. E poi la cosa più importante che hanno fatto di recente la regione è il premio al Festival di Sanremo. Oh, Per Sanremo Giovani ogni anno fanno fare il premio a un artigiano ligure, e quindi quella è una vetrina proprio praticamente internazionale, quindi per noi tramite questo marchio siamo arrivati fino lì e meno male, insomma, continuiamo così, che è importante per noi avere questa visibilità. insomma, tantissima soddisfazione. Dai, sono proprio. No. Allora, mettiamo poi le info, naturalmente, web, eccetera, eccetera, per venirti a trovare Campo Ligure, Filigran Art. Bravissimo, esatto. Sì, io ho il mio laboratorio nel centro storico e il paese, come sai, fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Certo, quindi centro storico anche da Quindi, visitare. insomma, merita una bella gita. Adesso abbiamo un sacco di funghi, poi tra un po' entreremo nella stagione del presepe meccanizzato, che di nuovo è un'attrattiva molto bella. Il museo, ovviamente, della filigrana, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, perché raccoglie pezzi veramente pregiati, provenienti un po' da tutto il mondo. Perfetto, Davide, io ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento, un grande in bocca al lupo e poi Grazie. spero di venirti a trovare presto. Ti aspetto a braccia aperte. Grazie mille, gentilissimo. Grazie, buona giornata, ciao ciao. Ciao.